Questa è la settima edizione, sempre riveduta, cerchiamo di migliorarla ogni anno e cambiarla senza fare doppioni. Quest'anno come novità abbiamo l'annullo filatelico per gli 80 anni della Proloco e c'è una cartolina speciale con un timbro speciale. Come novità quest'anno abbiamo i mariachi, sono arrivati direttamente da Città del Messico e ci saranno delle ballerine messicane, dei balletti messicani faranno. Qui abbiamo artisti che provengono da tutta Italia, alcuni vengono da Trento, vengono addirittura da Torino, un paio dalla Sardegna. Abbiamo una modella che sta girando per le strade col corpo dipinto dal vice campione italiano di body painting. Abbiamo ogni tipo di arte, dalla pittura alla ceramica dipinta, alla ceramica graffiata, ai dipinti sulle tele, alle sculture in legno. C'è un inventore ad esempio che ha inventato dei macchinari e ha copiato dei macchinari di Leonardo, ha fatto anche una macchina che fa le balle di fieno in miniatura, funzionante. È un appuntamento ormai già predefinito da 7 anni, viene ripetuto ogni anno la terza domenica di maggio. Quindi se qualcuno vuole partecipare alla prossima edizione basta che chiami la Proloco di Sabioneta, perché questi eventi sono sempre organizzati dalla Proloco di Sabioneta, che fra l'altro ha appena aperto un nuovo polo museale che a Sabioneta mancava. Sabioneta era già bella di suo. Diciamo che si è completata con questo polo museale che comprende la chiesa dell'Incoronata, dove è stato trovato l'unico toson d'oro esistente, che era un'onorificenza consegnata da Filippo II di Spagna ai migliori condottieri europei, però era ad personam, quindi alla morte dovevano restituirlo. A Vespasiano invece è stato concesso di tenere questa onorificenza ed è l'unico, perché Vespasiano aveva lavorato, aveva costruito e progettato parecchie cose anche in Spagna e addirittura Pamplona è, diciamo, si può chiamare anche la Sabioneta 2 perché è stata progettata da Vespasiano più o meno come Sabioneta.